Benvenuti all'avventura delle Dolomiti. Giorno 4. Il lago di Sorapis. Parte 1. Un nuovo giorno mi sorride e una nuova avventura inizia a Misurina, dove Brenda la tenda sbadiglia pigramente insieme a me su un campo appena falciato. Inizio quindi a percorrere il cammino delle Dolomiti su una strada sterrata fino a Valbona, dove fra nuovi amici a quattro zampe e torrenti dai suoni rilassanti imbocco l'alta via numero 4 delle Dolomiti, che mi dà il benvenuto con una bellissima cascata in lontananza. Questo sentiero, mai banale e sempre vario, mi porta in direzione paradiso. Sì, perché il paradiso me lo immagino così, di colore turchese. Ed è proprio questo colore che ritrovo nell'incantevole e famoso lago di Sorapis, ambita meta del mio trekking odierno, che al primo sguardo ammalia subito. Qui mi fermo ad assaporare tanta bellezza ed anche un buon pranzo con vista lago. Quindi mi rilasso ancora un po' prima di proseguire l'avventura. Ma questa è un'altra storia che ti racconto nel prossimo video, se vorrai seguirmi.